Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, buon pomeriggio Stella. Sei Ciao, tornata? Buon pomeriggio Franco, sì. Ok, Stella Battaglia, la nostra collaboratrice. Buon pomeriggio a tutti per questo lunedì 30 di settembre, l'ultimo giorno di settembre. Te la ricordi il 29 settembre dell'Equipe 84? Sì, sì. Quella bella canzone? Sì. Se la ricorda il nostro Aldo Cea, anche lui è tornato perché è stato fuori, è stato a Roma, eccetera. Chissà cosa avrà da raccontarci. L'abbiamo sentito insieme questa canzone. L'abbiamo sentita insieme ieri. Non è che la cantavate anche? No, ieri l'abbiamo sentita insieme da una persona bravissima. E lo salutiamo, Rino De Angelis. Mi ha fatto conosciuto. Fra un po' ci dicono eccezionale, anche eccezionale. Una voce meravigliosa. Rino De Angelis. Comunque, buon pomeriggio, dicevo, da parte di Franco Segreto. Parleremo della bella vittoria nell'anticipo del Crotone di venerdì sera, venerdì scorso per 3-0 all'Adriatico di Pescara. Parleremo anche del pareggio del Cosenza a Frosinone, in quel di Frosinone per 1-1. Comunque la classifica del Cosenza purtroppo ancora piange per via dei risultati negativi delle 3 sconfitte consecutive che hanno, come dire, messo giù appunto la formazione di Piero Braglia, che comunque ha dimostrato una bella reazione subito dopo il gol sul rigore di Ciano a Frosinone, e quindi ha dimostrato di iniziare a prendere il passo giusto di questo campionato di Serie B. Poi parleremo anche di quello che è successo in Serie C, la seconda sconfitta in campionato per il Catanzaro, è caduto per 2-1, la formazione da hotel ieri a Caserta, della bella vittoria della Regina per 1-0, gol di Corazza contro il Catania, e poi l'ennesima sconfitta del Rende, sempre sul neutro di Vibo a Luigi Razza. Ieri il Rende ha perso per 1-0 contro il Potenza, ancora nessun allenatore per quanto riguarda il Rende, sperando di sapere e di conoscere qualcosa durante il corso della nostra trasmissione. Poi ottimo pari della Vibonese in trasferta contro la Viterbese Castrense. Di questo e di altro parleremo con il collega Walter Leone della Gazzetta dello Sport. Grazie Walter, grazie per aver accettato l'invito del nostro amico, collega, collaboratore Attilio Malena. Grazie Attilio, grazie Attilio per essere qui con noi, e come dicevamo prima, Stella, è ritornato il nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cea. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi. Grazie. E allora, io direi di andare a vedere i primi risultati, no? Con Enzo Leonetti regia, certo. Poi... La richiediamo alla regia i risultati e la classifica di Serie B. Me lo fai salutare Massimo Fino? Vediamo un po', sì. Alla Camera, sì, e poi alla messa in onda Francesco Camposani insieme a Luca Chitto. Allora, i risultati di Serie B. Grazie. Eccoli qua. Allora, Benevento Virtus Entella 1-1, Chievo Pordenone 1-1, Empoli Perugia 3-0, Frosinone Cosenza 1-1, Juve Stabia Cittadella 0-1, Livorno Salernitana 2-3, Pescara Crotone 0-3, Spezia Trapani 2-4, Venezia Pisa 1-1, Cremonese Ascoli giocheranno oggi alle ore 21. E allora andiamo a vedere la classifica generale, perché ieri c'è stata questa vittoria importante della Salernitana, dell'ex CT della Nazionale Ventura a Livorno. Ha vinto sui titoli di coda la formazione appunto di Ventura, la Salernitana, che si porta al secondo posto. Andiamo a vederla comunque la classifica generale, così la puoi leggere tranquillamente. Sì, certo, al comando vai. troviamo Empoli con 14 punti, a seguire Salernitana con 13 punti, Ascoli Benevento 12, Crotone Perugia Virtus Entella 11 punti, a seguire Pisa Cittadella 9 punti, Pordenone Venezia 8 punti, Cremonese Chievo Pescara 7, Frosinone 5, Spezia Trapani Livorno 4 punti, Cosenza 3 punti, chiude la classifica Juve Stabia con 1 punto. E chiudo Juve Stabia, che è incappata, come dicevamo e abbiamo visto prima, in un'altra sconfitta. Allora noi la prima parte la dedicheremo al Cosenza, poi subito dopo la pubblicità avremo una diretta telefonica con un ex allenatore del Cosenza, con Lino Mutti, in quel di Bergamo, allenatore del Cosenza degli primi anni 2000, poi a seguire avremo il direttore generale dell'FC Crotone, Raffaele Vrenna. Questa è la nostra scaletta, quella di oggi. Walter, allora partiamo subito dal Cosenza. Dicevo, un punto importante è quello ottenuto dalla formazione di Braglia a Frosinone. Che Cosenza hai visto e come lo hai inquadrato? Completamente diverso da quello che avevamo lasciato con Livorno. Sicuramente ci voleva poco per giocare meglio rispetto alla partita con il Livorno, guai se così non fosse stato. Il problema è che nella giornata in cui il Cosenza porta a casa comunque un punto importante, si ritrova penultimo in classifica, per cui perde posizioni. Questo significa e conferma il fatto che la Serie B è un campionato molto difficile, un campionato molto complicato, dove la vittoria è importantissima
e la dimostrazione è proprio il Trapani, che gli è bastata la prima vittoria in campionato per respirare in classifica. Adesso, al di là di quelli che sono le vicende legate alla partita, perché comunque c'è stata la reazione da parte del Cosenza a inizio secondo tempo, senza entrare nel dettaglio secondo me della partita, io dico che non bisogna illudersi, perché i problemi del Cosenza rimangono, per cui ci sarà ancora molto da lavorare, soprattutto per quanto riguarda quell'identità di cui ha bisogno la squadra, perché fino ad oggi in 6 partite abbiamo visto 6 soluzioni diverse da parte dell'allenatore anche dal punto di vista tattico. Questo conferma il fatto che ancora questa squadra non ha un'identità precisa, e il calcio ci insegna quanto sia importante e fondamentale puntare quantomeno su un'identità di squadra. Magari la partita di Frosinone, va anche detto, non vuole essere un alibi per nessuno, che comunque il Cosenza la squadra l'ha costruita in corso, ci sono una serie di calciatori che non sono in condizione. Qui vorrei fare giusto una precisazione, perché molte volte si dicono le cose così per dirle. Non è che il Cosenza ha sbagliato preparazione, come ignorantemente sento dire. Purtroppo c'è un problema di preparazione legato al fatto che nel ritiro di San Giovanni in Fiore c'erano 6 giocatori e 8 sono andati via. Per cui tutti gli altri che sono arrivati, molti sono arrivati in precarie condizioni. Ti faccio una domanda che poi la vorrei girare anche agli altri. Come con Giuseppe Milicchio, che salutiamo, e gli altri amici che erano con noi giovedì nello speciale, abbiamo parlato di un precampionato nel campionato del Cosenza. È un precampionato quello che sta facendo il Cosenza. Appunto, proprio momento, per legarmi a quello che dicevo prima, è in questo momento che si sta cercando di dare un'identità alla squadra, però anche lì si stanno verificando delle difficoltà, perché comunque magari trovi il Lazzar di turno, che può essere una soluzione ottima per la corsia sinistra, e si blocca. Canutè, che a un certo punto sembrava potesse essere un importante punto di riferimento per il centrocampo, e si è bloccato pure Canutè. Per cui voglio dire, si sta cercando di fare questo precampionato nel campionato, però in condizioni ancora non del tutto ottimali. Mi spieghi le dinamiche del mercato del precampionato nel campionato? Per quale motivo il Cosenza secondo te ha avuto difficoltà, visto che tu praticamente sei sempre su a Milano eccetera, e lavori a contatto con i vari procuratori, con i vari direttori sportivi, Attilio? Che succede? Cioè in generale che succede? Ma io credo sia un discorso che il Cosenza aveva messo in preventivo. L'abbiamo raccontato nel corso dell'estate, la strategia è sempre stata chiara, quella di ridursi all'ultimo giorno, ma consapevolmente sapendo di giocare da un certo punto di vista anche col fuoco, perché negli ultimi giorni di mercato chiaramente non puoi andare a riscontrare delle soluzioni immediatamente pronte, così come è successo con Lazzar, così come è accaduto in un secondo momento con Rivière. Giustamente serve tempo, ma sono d'accordo con Walter quando sostanzialmente sostiene che una rondine non può fare primavera in questo caso. La reazione è stata incoraggiante e sicuramente da mettere da un punto di vista positivo, ma il Cosenza fotografa perfettamente una difficoltà d'assemblamento, un'idea, una funzionalità anche nel corso di questo campionato che al momento non c'è. Anche il Trapani, nonostante tutte le difficoltà del caso, probabilmente anche molto al di sotto del Cosenza come potenzialità di rosa, ha un'idea ben precisa, si affida al gruppo rispetto ad un Cosenza che non solo cambia spesso e volentieri modulo tattico, ma soprattutto ha difficoltà nel riscontrare una certa condizione fisica. Quindi il discorso che facevate voi del precampionato nel campionato, visti gli ultimi arrivi praticamente a ridosso della chiusura, mi sembra anche giusto e corretto che i nuovi arrivi abbiano tempo, ma questo tempo poi logicamente lo paghi in termini di punti. Aldo, hai visto la classifica generale? L'abbiamo vista tutti, il Cosenza al penultimo posto con 3 punti, i numeri solitamente sono freddi, si dice, però rispecchiano la realtà. La pensi pure tu in questa maniera sul Cosenza? Sì, ma io avrei poco da aggiungere su quello che ha detto Walter, anche con Attilio. Chi pensava che il Cosenza potesse essere in questo momento una squadra ci vuole un po' di tempo, con una classifica diversa, si era sbagliato, tempo. si sbaglia. Il calcio ha le sue regole.
quando tu compri i giocatori a fine mercato e li devi mettere, e sono giocatori, può anche succedere, ma sono giocatori che hanno avuto una continuità nel campionato precedente, ma se tu compri giocatori che hanno avuto pause, non sono allenati, hanno avuto infortuni e tu li metti immediatamente in campo, corri il rischio poi, come purtroppo è successo e sta succedendo, che questi giocatori trovano difficoltà. No, ma Walter ha fatto bene a rimarcare il discorso della condizione fisica, della preparazione, perché non ha nulla a che vedere. Ma è normale, quello che ha detto Walter secondo me è quello che purtroppo... Ci vuole del tempo. Però una cosa è certa, affrettare poi la preparazione, ma gli squilli di questa situazione ci sono già stati. Braglia lo aveva già, era stato promonitore, quando Braglia parlava e diceva che sì, i giocatori però adesso questi hanno bisogno, è chiaro che Braglia sa che se tu forzi la preparazione e li metti in campo perché hai necessità, perché probabilmente le scelte sono limitate, ti trovi in condizione di forzare e poi si rompono Canutè e tutto il resto. Speriamo che riusciranno a recuperare, ma il Cosenza ha, secondo me, tutte le potenzialità poi da qui dopo la pausa di potersi mettere in... Oggi purtroppo siamo come l'anno scorso in una situazione precaria e quando sei in quella situazione ti viene l'affanno, caro Franco. E allora Stella, vabbè, dopo leggiamo qualche messaggio, ne cominciano ad arrivare tantissimi. Vogliamo andare a vedere gli highlights proprio dei Frosinone, di questo Frosinone Cosenza 1-1, poi sentiamo anche Braglia e poi entriamo nuovamente qui con gli amici per continuare il dibattito. Allora Enzo Leonetti, andiamo a vedere allora Frosinone Cosenza 1-1, grazie. Il Cosenza porta via un punto dallo stirpe di Frosinone, il minimo indispensabile per trascorrere una settimana serena e preparare al meglio lo scontro diretto con il Venezia di sabato prossimo. Gara fondamentale per i punti in palio e perché precede un'altra sosta in cui i lupi dovranno lavorare per portare tutti allo stesso livello di condizione. Gara abbastanza bloccata tra due squadre spaventate dalle rispettive situazioni di difficoltà. Nesta e Braglia rivoluzionano gli 11 in campo rispetto agli impegni dell'ultimo turno. Gli interpreti del 3-4-3 rosso-blu sono inediti, ma sono proprio gli ospiti a farsi vivi per primi con Bruccini, che spinge in rete il traversone di Carretta, rete annullata per la posizione di partenza del centrocampista spezzino. Non c'è fuorigioco sullo scatto di Ciano, che viene inseguito da Bittante. Tra i due un minimo contatto, quasi un pizzicotto impercettibile alla maglietta dell'attaccante campano, che stramazza al suolo, convincendo Rapuano ad assegnare il calcio di rigore e ad ammonire il difensore. Dal dischetto Ciano non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Cosenza incassa ma si rimette in moto e costruisce un'occasione d'oro per pareggiare. Bittante non orienta bene il piattone, mentre al centro area Monaco va giù per uno spintone non visto dalla terna. La ripresa si apre con un'altra chance, questa volta per Carretta, che trova sulla sua strada Jacobucci. Al secondo tentativo il numero 10 indovina la giocata e sul filtrante di Baez segna il gol del pareggio, portandosi il pallone in avanti con il tacco e mirando all'angolino in scivolata. Il Frosinone risponde subito, sfiorando il raddoppio, con Trotta che spara alle stelle da ottima posizione. Ma anche per gli ospiti c'è una palla gol colossale, sempre sull'asse Carretta-Baez a parti invertite, con l'uruguaiano che non riesce a chiudere al meglio sul secondo palo. Nel finale il Frosinone attacca con costanza ma trova Perina sempre pronto e sul tiro di Tribuzzi a salvare i rossoblu sono i legni della porta. Finisce 1-1 e per il Cosenza il punto è d'oro. Abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo me. Rigore per me non c'era assolutamente, poi ognuno vede il calcio come vuole, per me è ridicolo. Comunque, a me quello che mi interessava è vedere una reazione, la reazione c'è stata, cambiando tanto, perciò adesso bisogna tutti mettersi a posto, allinearsi tutti e iniziare a fare bene anche in casa, giocare a calcio anche in casa, provare a fare le cose che sappiamo fare perché le sappiamo fare e poi vediamo. E allora, Walter, hai sentito anche, poi aggiungiamo noi perché c'è una domanda di Stella, non so se per te o per l'amico Aldo, perché ci hanno scritto in tanti, perché Braglia si è lasciato andare, ecco adesso ve lo legge Stella, e ci chiedono ma Braglia a chi voleva praticamente mandare questo messaggio, puoi leggerlo? Sì, faccio la per tutti e tre. Okay. Comunque concordo con Gianluca Pasqua, che ringraziamo per il servizio, perché è un punto d'oro quello conquistato a Frosinone, che non dimentichiamo, è una squadra non vorrei che magari per la Serie A. Il discorso d'apertura passasse perché il punto è importante, attenzione, sì. Questo perché significa che intanto ti dà morale, esatto. Affronti questo con il Venezia sarà... Sentivo Gianluca scontro salvezza, ma è uno snodo cruciale perché poi vai ad affrontare la sosta
vincere in casa, avere la prima vittoria in casa sarebbe ti cambia tutto, sì. ti dà l'opportunità di preparare al meglio poi... per la legge dei grandi numeri questa prima vittoria dovrebbe arrivare. Allora Stella, vedi quello che ci hanno scritto i nostri amici da casa? Certo, quando Braglia dice che la situazione del Cosenza è quella che è ed è sotto gli occhi di tutti, però qualcuno fa finta di non capire e di non vedere, secondo te Aldo, a chi è rivolto? Sentiamo anche gli Guarda, altri. io te la dico così come... Tutti quanti ci manchi con chi la... Secondo me Braglia ha parlato a Nuora perché il suo c'era intenta, non c'è dubbio. Ma per quanto mi riguarda, premesso che io non ho nulla contro nessuno, ho fatto sempre le critiche, quando c'è stato da elogiare ho elogiato, quando c'è stato da costruire ho costruito, quando c'è stato da dare atto e dare merito al patrono del Cosenza in questo momento l'ho fatto, però secondo me Braglia ha mandato un messaggio all'ottimo nostro Presidente perché quando dice quella cosa non penso che l'abbia detta ai tifosi. I tifosi non danno nulla da rimproverare, i tifosi vanno al campo, vanno a tifare, vanno in trasferta, vanno a farsi chilometri e chilometri per il Cosenza. È chiaro che però questo messaggio di Braglia è un messaggio che probabilmente lui sa perché l'ha mandato. Io mi auguro che sia un messaggio che si chiuda lì e che non abbia poi in seguito strascichi. Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Complimenti per la trasmissione, vado a leggere qualche messaggio di Massimo. Siamo abbastanza soddisfatti dei lupi che hanno conquistato un ottimo punto a Frosinone per i primi 70 minuti nei quali il Cosenza poteva raddoppiare, poi negli ultimi 20 minuti abbiamo spento la luce a causa della nostra precaria condizione fisica. Poi ce n'è un altro, eccolo qua, il nostro caro Giuseppe, il Cosenza Frosinone ha dimostrato che quello con Livorno è stato solo un incidente di percorso, caro Malena, poi mi dici a Milano quello che è successo la scorsa settimana. Grintoso, voglioso di non mollare anche rischiando il giusto, sono convinto che ci salveremo, forza lupi sempre. E poi per Aldo, il nostro caro amico zio Elio Principato, dico ad Aldo Cennamo, ma Braglia in conferenza stampa qualche settimana fa ha dichiarato che era contento dei giocatori presi dal direttore sportivo Stefano Trinchera. Questo ti manda a dire praticamente Aldo. Vabbè, facciamo un giro. Facciamo un giro perché ringraziamo tutti gli amici che ci seguono, perché voglio dire il Cosenza è partita da handicap, lo sappiamo tutti, però bisogna fare quadrato, bisogna fare gruppo, a partire dallo spogliatoio, a partire praticamente dallo staff tecnico, dagli addetti ai lavori, dalla tifoseria che è encomiabile, caro Walter, è veramente encomiabile, noi lo vediamo ogni settimana col binocolo. È il vero top player in questo momento del Cosenza. Attili e poi sentiamo Walter. Sì, sul monito che ha fatto Aldo in precedenza sul discorso di Piero Braglia è un uomo d'esperienza, avendo già vissuto determinate situazioni precarie sa come dare un messaggio a tutti, riferito alla squadra, riferito alla dirigenza. Questa rondine non può fare primavera, lo dicevamo in precedenza, ma ritornando sui tifosi credo ci sia poco da obiettare nel sostenere che comunque il vero top player al momento del Cosenza, il vero motore, la vera benzina, il vero 12° uomo in campo siano proprio i tifosi che in casa, in trasferta non fanno mai mancare la propria voce, stanno sempre vicini al Cosenza nonostante un avvio precario, probabilmente ci si attendeva qualcosa in più da un punto di vista del mercato, ma è stato tutto messo in secondo piano. Oggi c'è il Cosenza prima di tutto, c'è il salvaguardare una categoria che diventa di fondamentale importanza, salvaguardarla. Credo che però, ritornando al discorso che faceva Piero Braglia in precedenza, sia un monito un po' per tutti, per cercare di dare la carica alla squadra, per cercare di dare la carica anche alla presidenza, per creare quell'unità di intenti che probabilmente in determinati momenti è mancato in questa stagione. Ok, allora Walter, se vuoi aggiungere qualcosa, prego. Giusto così mi riallaccio a quello che ha detto Aldo, anche se lui è stato molto politichese, ci ha girato attorno Aldo in modo molto intelligente. Sì, per la domanda dei tifosi. Il messaggio credo che fosse rivolto chiaramente ad Eugenio Guarascio, adesso al di là di tutto. È chiaro che il presidente è quello che decide, Poi nel calcio, lo dicevi anche tu, i numeri, per quanto siano asettici, per quanto siano freddi, per quanto siano indigesti, poi si sceglie e si decide in base ai numeri. Sì. È chiaro che se i risultati dovessero continuare a non venire per come si arriva, poi ci vorrà gennaio per cambiare tutta la squadra, se avranno la capacità di cambiarla tutta la squadra. Per cui, ma non è a Cosenza. E purtroppo questa regola
non scritta del calcio dove a pagare l'allenatore. Qualcuno non lo so, mi scrive. Basta vedere, scusa Franco, basta vedere quello che succede al Milan, no? Hanno messo subito in discussione. Qualcuno mi scrive il Cosenza come il Milan? Hanno messo subito in discussione Giampaolo, per cui parliamo di Giampaolo che secondo me è uno dei migliori allenatori che ci sia in Italia, però evidentemente i risultati non sono quelli che si aspettavano al Milan. La stessa cosa è al Cosenza, dove si erano create delle attese, adesso al di là di quello che è successo, perché anche qualcuno faceva notare che poi a fine mercato il più contento di tutti era proprio Braglia, ha ringraziato pubblicamente il presidente e ha ringraziato il direttore sportivo per quello che era stato fatto. Però poi il calcio sono numeri e i numeri in questo momento condannano l'allenatore. È chiaro che dicendo quella frase Braglia, per l'esperienza che ha e al presidente se lo può portare a braccetto come vuole, ha mandato un messaggio di non poco conto. Non so se Guarascio avrà, come dire, nel caso in cui dovesse arrivare un risultato malauguratamente negativo col Venezia, dice vabbè cambio l'allenatore. Poi qui mi scrive Cosimino Smilla, dice ci saluta eccetera, dice Braglia sta per compiere, se lasciato in pace, l'ennesimo miracolo con pochissimi soldi di budget. Vabbè, non entriamo in questo discorso, non ci interessa il budget, sappiamo quello che è stato, è chiaro che in questo momento, perché adesso i tifosi è un boomerang, tutti contro la società, tutti Guarascio così con la, però voglio dire, in questo momento bisogna aspettare. Io penso che le colpe in questo momento sono da dividere per tutti. In questo momento bisogna aspettare, intanto c'è la partita con il Venezia che è molto importante, centrare la vittoria sarà importantissimo, però poi bisogna dare il tempo perché questa squadra e poi Aldo che aveva alzato la mano. Stella. No, sarò brevissimo. Vai. È chiaro che, come diceva giustamente Walter, emettere sentenze oggi in questo primo scorcio di campionato non mi pare proprio il caso, però ci sono delle indicazioni, dei campanelli d'allarme. Da dirigente esperto qual è il presidente Guarascio, da uomo di business, ma anche l'esperienza di Piero Braglia e la sapienza del direttore sportivo Stefano Trinchera, da dover recepire, mettere nel bagaglio e poi quando ci sarà l'occasione per poter rimediare, mi riferisco al mercato di gennaio, ancora troppo lontano, ci sono 20 partite, ancora troppo lontano da dover inquadrare, però questi messaggi devono essere chiari e devono essere recepiti affinché non si ricada negli errori del passato che hanno fatto molto male. Aldo, tu che volevi dire? Volevi parlare di questo punto importante conquistato da Cosenza, l'hai detto prima, o vuoi fare ancora della polemica? Dimmi tu. Assolutamente, io ho sempre sostenuto e sostengo che noi dobbiamo essere grati a Guarascio per quello che ha fatto e sta facendo su questo io non rinuncio mai a dire la verità, perché io sarei veramente allora una persona poco seria se dice, però è chiaro che io personalmente non mi astengo di dire, e lo dico con forza, che onestamente sugli errori del passato mi sarei aspettato quest'anno un modo diverso di fare calciomercato. È chiaro che Braglia, rispondo all'amico Elio, così Elio poi si tranquillizza. Elio Principato, sì. È chiaro che Braglia, quando sono arrivati questi giocatori, ho detto mamma mia che belli giocatori che ha comprato Cosenza, però probabilmente Braglia non sapeva che questi giocatori nelle condizioni in cui si trovavano, perché discutere questi giocatori che Trinchera ha portato a è un peccato di Dio. È chiaro che la condizione precaria e tutto quanto non consente a questa squadra di svolgere, o a Braglia, quello che Braglia deve svolgere. Braglia ha fatto, ho detto io, ha mandato a suocera perché non intenda, perché è chiaro che lui ha voluto dire signori, questi giocatori, però io ancora non ho la possibilità di poter fare quello che voglio. Aspettiamo dopo Venezia la partita e poi la pausa, quella pausa serve al Cosenza veramente per capire di che noi che campionato dobbiamo fare o dovremmo fare, e poi si vedrà. Però il messaggio è chiaro, il presidente non si tocca, per me è una persona per bene, però quando si sbaglia io ho il dovere da tifoso ed opinionista di dire la verità, non mi interessa di quello che dice la gente che mi criticano, io dico la verità, io sono un presidenzialista, però pensavo che sugli errori del passato si potesse chiudere una partita. Grazie Aldo, continuiamo. Ci taglia Leonetti. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Allora, seconda parte di replay, io invito la regia a mettersi in contatto con l'ex allenatore del Cosenza degli anni 2000, Lino Mutti, col quale parleremo di quello che ha detto finora in queste prime 6 giornate della Serie B e naturalmente di Cosenza e di Crotone. Walter, vogliamo continuare questo discorso che stavamo facendo prima, in cui praticamente si parlava del Cosenza, del punto, della squadra cambiata per 7/11, nessuno di noi addetti ai lavori avrebbe potuto immaginare o pensare alla vigilia a un tipo di discorso di quel modo. Un po' le ci ha sorpreso un po' a tutti, Braglia? Un po' le esigenze, perché ci sono stati giocatori infortunati, un po' perché evidentemente Braglia qualcosa credo l'avesse detta anche nel post partita con il Livorno, dove erano emerse alcune situazioni che gli avevano dato delle risposte tipo Pierini. Dici Pierini dà il meglio di sé giocando, partendo da sinistra, e questo già era un'indicazione del fatto che avrebbe comunque giocato con i 3 attaccanti lì davanti, bisognava soltanto capire se 4-3-3 oppure 3-4-3. È chiaro che in questo momento Greco sì, ha dei buoni piedi, è uno che dà del tuo al pallone, però non serve questo tipo di calciatore, almeno al momento al Cosenza, non utilizzando Greco è chiaro che si è passato a un centrocampo diverso. La grande sorpresa è stata l'utilizzo di Conè come centrale di centrocampo, almeno nella fase iniziale, perché poi dopo sono stati modificati gli assetti in campo, però ripeto, credo che sia arrivato adesso il momento di dare una giusta identità alla squadra, di dargli quella che dovrà essere la fisionomia, anche perché ricordiamo che l'idea di Braglia, sin dal ritiro di San Giovanni in Fiore, era quella di giocare con il 4-3-3 e attenzione, il mercato è stato condotto in funzione di queste indicazioni, perché credo ci siano 6-7 esterni d'attacco adesso nella squadra. Poi è chiaro che un calciatore come Baez, che si sacrifica molto anche nella fase difensiva, è un discorso, però sotto questo aspetto ritengo che bisogna arrivare a delle scelte definitive che magari sarà possibile cominciare a concentrare nel periodo della sosta. Per la partita di sabato con il Venezia bisogna vincere, come si vince, scrive Franco Spagnolo, te lo ricordi Franco Spagnolo, che salutiamo, il nostro amico, è stato anche mi pare sindaco nel consiglio di amministrazione del vecchio Cosenza nel 92.000, ecco, che salutiamo, ci ho seguito la trasmissione. Mi sa che Braglia si riferisse al discorso, alla domanda che ti ha posto prima poc'anzi la nostra Stella Battaglia, si riferisse anche ai molti infortuni, dice caro Walter, dovuti probabilmente anche allo stato del terreno di gioco, oltre che alle condizioni in cui è stato costretto a lavorare prima dell'inizio del campionato. Cioè sono tante poi le versioni, vedi, dei tifosi. No, ma le versioni poi vanno tutte verso un'unica direzione, le difficoltà sono oggettive, nel senso la difficoltà nella preparazione, il ritiro di San Giovanni in Fiore, praticamente non mi sembra di dire un'eresia, il ritiro di San Giovanni in Fiore per quello che poi il Cosenza sta seminando da un punto di vista tecnico-tattico è servito a ben poco, sostanzialmente, praticamente a nulla. È un Cosenza ancora in costruzione che però oltre a trovare la quadra è arrivato il momento, visto che le altre contendenti alla salvezza iniziano a correre, iniziano realmente a sorprendere su tutti i campi, vede il Trapani contro lo Spezia, è arrivato il momento di far punti, ma far punti anche non per forza convincendo, ma dimostrando di essere squadra, dimostrando di avere un nucleo e dimostrando anche quel pizzico di consapevolezza che probabilmente oggi al Cosenza manca. Allora Aldo, condividi quello che sta dicendo, io invito la regia e vediamo se riusciamo a metterci in contatto con Mister Mutti. Qui dobbiamo noi dire quello che... Prego. Qui i discorsi che facciamo noi non vanno una grinza, è chiaro, ma se tu pensi per esempio, no, poi ne parleremo sicuramente, ti faccio un esempio, il Crotone. L'anno scorso il Crotone ha rischiato di andare in Serie C, Franco. Il Crotone ha rischiato di andare in Serie C perché l'anno scorso il Crotone, pensando che fosse una squadra di giocatori, che fossero giocatori di Serie A, sono venuti in Serie B e hanno fatto purtroppo un campionato pessimo. Il Crotone si è salvato nelle ultime 2 partite. Su quell'esperienza negativa il presidente Vrenna, giustamente, da saggio imprenditore com'è anche Guarascio, perché l'imprenditore è una persona in un manager, è uno che fa comunicare, è uno che sa dirigere l'azienda. Che ha fatto?
ha rivoluzionato la squadra. Oggi il Crotone, quando è in classifica, l'avete visto la partita Pescara-Crotone? Come no? Ha costruito una squadra vincente. Il Cosenza deve, Guarascio deve, perché lo può fare, perché è una persona per bene, uno che ci mette l'animo, lo può fare, 12.000 persone, bisogna metterli in condizione di potersi godere un bello spettacolo e non soffrire. È chiaro che se il Cosenza riprenderà la china, come riprenderà? Io sono convinto che riprenderà perché il Combraglia è difficile, che si può. Il Cosenza avrà di nuovo i suoi 10-12.000 e a gennaio il presidente se ne fa lo sforzo, lo farà, perché è così. Però io penso che bisogna fare la campagna acquisti tra giugno, luglio e agosto. All'ultimo, purtroppo, no, qualcuno me lo deve far dire, non è stato fatto così. Qualcuno ha sbagliato? Non lo so, io penso di sì. Oggi dobbiamo prendere che abbiamo 2 punti, che siamo in una situazione, siamo per ultimi in classifica e che purtroppo c'è bisogno di cambiare passo. Braglia questo ha voluto dire. Grazie Aldo Cenno, ma allora ci fanno segno alla regia, dovremmo avere Lino Mucchi al telefono. Abbiamo una telefonata al mister Mutti. Pronto, mister? Pronto? Grazie mister, mi senti? Sì. Un attimino che mi metto meglio il microfonino qui vicino. Grande Bartolo, grande. Allora Lino, so che ti abbiamo disturbato, che sei indaffaratissimo. Che ci dici di questo inizio di campionato delle calabresi, di Cosenza e Crotone, che sono partite naturalmente con ambizioni diverse, no? Sì, è chiaro, Crotone ha fatto una campagna acquisti importante, ambiziosa, per cui sta raccogliendo, visto la partita che ha fatto a Pescara, veramente quello che sta seminando, insomma, una partita di grande autorità annichilendo completamente il Pescara. C'è stata solo una squadra in campo e effettivamente il Crotone farà strada sotto questo aspetto, per cui lo vedremo sempre, penso, essere protagonista in questo campionato. Per il Cosenza è chiaro, è un discorso di assestamento, di mantenere un pochino certi equilibri. La partenza non è stata una partenza brillantissima, però ha avuto anche tante vicissitudini magari di mercato, di situazioni che non si sono concretizzate subito e strada facendo, per cui sicuramente ci vuole un po' più di tempo anche per trovare la giusta condizione, il giusto passo, il giusto amalgama, insomma. E parlavamo della giusta condizione perché gli ultimi che sono arrivati non erano appunto in condizione, caro mister, insomma. Certamente. Sono elementi di valore tipo Lazzar, tipo il Riviere, che tu conosci benissimo, però giustamente non avevano la giusta condizione. Allora, Walter Leone, cominciamo di telefonate e di domande. Walter Leone della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, mister. Ciao Walter, ciao. No, io volevo chiederti una cosa, perché uno degli argomenti di cui si discute, al di là di quello che già abbiamo detto e ridetto, il ritardo sul mercato, io ti volevo coinvolgere nella questione Manto Erboso. Tu sei stato uno di quelli che ha apprezzato quelli che erano le qualità del Manto Erboso dello stadio di Cosenza. Adesso invece è da quando il Cosenza è tornato in B, paradossalmente, che hanno massacrato quel terreno di gioco. Io ti chiedo quanto è importante, sarà solo un caso che nelle partite casalinghe il Cosenza ha fatto un solo punto, ma quanto incide per una squadra a poter giocare su un terreno di gioco che conosce bene, che soprattutto sia ai livelli di come lo era quando tu allenavi a Cosenza? Sicuramente è un handicap, però non dovrebbe a questi livelli sussistere questi problemi, perché bisogna essere preparati a gestire, diciamo, a livello impiantistico una certa qualità proprio di struttura. Cioè, mi sembra, io adesso non l'ho visto il campo di Cosenza in che condizioni sia, certo l'episodio dell'anno scorso è stato un po' così, è una cosa che ha fatto un po' di scalpore a livello nazionale, infatti. Ha disturbato un po', proprio perché non si pensava che si potesse arrivare a una partita persa per il campo erboso, però è chiaro che deve essere in condizioni ideali. Soprattutto per il fattore campo, dove tu è chiaro fai anche più la partita e delle situazioni anche su cui costruire, diciamo, certe situazioni. È importante, ma è importante anche per tutti, per gli avversari. Sicuramente la cosa coinvolge un po' tutti.
Attilio Malena per mister Mutti. Sì, ciao mister, un abbraccio innanzitutto. Ciao, non ciao. è mai bello parlare da collega a collega, ma dal tuo punto di vista oggi si può mettere in discussione Braia o realmente, dal mio punto di vista, un'eresia andare anche a criticare, andando a trovare il pelo nell'uovo, un allenatore che ha fatto realmente cose straordinarie negli ultimissimi anni a Cosenza? Assolutamente, bisogna lavorare in sinergia tutti assieme. Ci sono questi momenti di affanno a Cosenza, diciamo, è iniziato adesso, ma già il pareggio di Frosinone è un pareggio importante, la squadra è una squadra attrezzata, cioè un allenatore di grande esperienza, capace di gestire un certo tipo di ambiente, di lavorare in sintonia, società, mi sembra un paradosso mettere in discussione una situazione del genere. Il campionato è appena partito, nello stesso tempo quando ci sono dei problemi tutti assieme bisogna un attimino coinvolgersi. Giusto, condivido quello che dice il mister. Cosa ti senti di dire ai tifosi di Cosenza, che sono veramente eccezionali, esemplari, persone che seguono il Cosenza, la squadra del cuore, sia in casa che in trasferta, mister? Ma guarda, di essere sempre di fare quello che hanno sempre fatto, di stare vicino alla squadra, come anche nei momenti delicati richiede proprio il momento, per cui è facile entusiasmarsi nei momenti, diciamo, di vittorie, di splendore, ma è nel momento del bisogno che bisogna essere ancora più vicini, capire che c'è la necessità di essere uniti nelle difficoltà, ma questo penso che i tifosi lo sanno, per cui è un appello che penso non valga la pena neanche di farlo, perché è nella natura del tifoso del Cosenza capire quando è il momento di stare vicino alla squadra. Lino, chi la spunterà lì in alto, giusto per capire come la pensi tu sulla Serie B? È una bella corsa, guarda, c'è l'Empoli, ma tante squadre possono essere protagoniste. Ne manca una che è effettivamente il Frosinone, una squadra che sicuramente doveva essere lì, però è una bella griglia, ti devo dire. Adesso fare una griglia preferenziale penso sia riduttivo, però è un bel campionato proprio in virtù proprio anche delle squadre che si lo giocheranno. L'ultima di Walter Leone. Senti Lino, volevo chiederti, quest'anno in Serie B ci sono tantissimi allenatori giovani, alcuni alla prima esperienza. Vedi Paolo Zanetti, vedi Dionisi Zauri a Pescara, a Venezia, Zauri stesso a Pescara, poi ci sono quelli che stanno facendo esperienza, ex campioni del mondo. Mi sai dire chi secondo te vedi come allenatore che è proiettato per una carriera brillante per il futuro di questi giovani? Guarda, sarà solo il tempo a decidere chi farà strada, perché solo con i risultati. Questi ragazzi hanno trovato sicuramente un po' la pappa già fatta, perché qualcuno probabilmente non avrebbe dovuto meritarsi una categoria così importante, però ce l'hanno, vabbè, è un po' la moda degli allenatori giovani queste scommesse, però è gente che è stata proiettata in Serie A e è ritornata in Serie B subito, e fa fatica anche in Serie B. Ci vuole il lavoro, ci vuole l'esperienza, e io vedevo l'esperienza di Italiano a Pescara, a Spezia, dopo che ha vinto una partita, per carità, ha detto questo è il mio calcio, questo di qua e di là, si è sbilanciato, ha perso 4 partite di fila, per cui bisogna stare attenti anche a volte a chiacchierare, bravo. Bisogna lavorare, creare risultati, sperando che a volte anche un po' di fortuna ti dia una mano. È vero, io Grazie, dico che Lino. speriamo tutti quanti di vedere prima possibile un allenatore come Bortolo Mutti in una panchina di A o di B, perché insomma lo meriti veramente, Lino. Grazie per quello che hai fatto a Cosenza e quello che hai fatto finora nella tua carriera. Grazie per essere intervenuto. Figura, è sempre un piacere. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. E allora, mi pare che è stato chiaro. Nel frattempo dovremmo metterci in contatto con il direttore generale del Crotone, no? Sì, abbiamo il direttore generale del Crotone, Raffaele, sì, Gianni è il papà, scusami. Ci confondiamo allora con Raffaele Il grande Reino, direttore Raffaele. generale. Allora mi stavi dicendo, facciamo un giro, iniziamo sul Crotone, così, anticipiamo il Crotone in attesa del direttore generale la Brenna. prestazione contro il Pescara, lo diceva L'ha prima detto Aldo Mutti? nel suo discorso, l'ho detto anche il mister,
giustamente è stata una prestazione straordinaria, in pieno controllo del match, con calciatori che c'entrano sostanzialmente poco con la categoria, Benali ed Illuminari, un Simi ancora imballato, ma il Crotone ha ancora diversi margini di miglioramento, con una rosa attrezzata, con la giusta unità di intenti, con la sapienza della società. Il Crotone ha realmente tutte le carte in regola per potersi giocare fino alla fine, anche se l'obiettivo, a detta della dirigenza, è totalmente un altro, di giocarsi le proprie chance, quantomeno per esserci fino alla fine, lì a giocarsi le proprie carte per una promozione che sarebbe realmente il compimento di un mercato dal mio punto di vista straordinario. Abbiamo avuto modo di commentarlo, ma il Crotone oggi sembra poter essere o poter diventare, a stretto giro di posta, una macchina perfetta. Grazie Attilio. Abbiamo al telefono allora il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna. Pronto, direttore? Buon pomeriggio. Grazie per aver accettato l'invito, grazie per essere qui con noi. Allora, una gran bella partita a Pescara, io l'ho vista in diretta TV, insomma è un bel Crotone veramente che dirà la sua in questo campionato di Serie B. Cosa vogliamo dire delle parti alte? Siete partiti a fari spenti, però mi pare che insomma i progressi si notano settimana dopo settimana. No, i ragazzi stanno assimilando il modo di voler giocare del mister, sicuramente, però noi con la massima umiltà continuiamo a fare il nostro campionato ricordandoci degli errori del passato e non volendo commetterne altri. Sicuramente si è visto, si è espresso un gioco bellissimo venerdì sera a Pescara, sotto gli occhi di tutti, però dobbiamo continuare così senza fare voli pindarici o montarci la testa. Ok, allora senza voli pindarici, senza montarci la testa, affari spenti. Sentiamo Aldo Cenno, il nostro opinionista per il DG Vrenna. Io ho già prima, buongiorno innanzitutto, e ho già prima detto che il Cosenza, sull'esperienza negativa dell'anno scorso, ha costruito quest'anno una squadra da primato, perché per la partita col Pescara mi è rimasta impressa da tutti i punti di vista. Quella domanda che le voglio fare, io ritengo che il calcio è come gestire un'azienda, perché l'imprenditore, il manager la gestisce come la sua azienda, perché il calcio è un'azienda, è anche un fenomeno sociale. Voi avete pensato a questo? Secondo te, sugli errori del passato, siete riusciti quest'anno a ricostruire veramente questa squadra importante che può dare tante soddisfazioni ai tifosi? Come dice lei, sì, il calcio è un'azienda a tutti gli effetti, è un'azienda un po' anomala, ma è pur sempre un'azienda e va gestita sempre oculatamente. Voglio sottolineare gli sforzi economici fatti l'anno scorso, ma ancora di più quelli di quest'anno, perché l'anno scorso retrocedevamo da là e avevamo un budget che ci consentiva di poter ambire a qualcosa di più. Quest'anno abbiamo mantenuto nuovamente l'ossatura vecchia, cercando di aumentare anche il tasso tecnico, quindi abbiamo avuto dei rinforzi notevoli anche quest'anno ed è stato uno sforzo economico importante anche quest'anno. Sentiamo Attilio Malena e poi Walter Leone, direttore. Sarò brevissimo, Raffaele, ti volevo chiedere, per quanto riguarda Benali, calciatore sotto gli occhi di tutti, assolutamente talento indiscutibile dal mio punto di vista, fuori categoria, quanto è stato importante riuscire a trattenerlo nonostante diverse richieste intorno a lui? Ma è stato importantissimo, perché Benali è un giocatore che dà quell'in più alla squadra, che a centrocampo è indispensabile, però è anche stata la volontà del giocatore di rimanere, perché ha visto nel gruppo una situazione importante anche per quest'anno. Anche il giocatore, abbiamo riscontrato la volontà di rimanere, è stato correttissimo, siamo riusciti a mantenere anche lui, che è un valore aggiunto alla squadra quest'anno. Sentiamo per chiudere Walter Leone della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Vrenna. Buon pomeriggio. Allora, io sarò un po' forse di parte, tra virgolette, ovviamente. Io sono stregato da Stroppa, perché a me piace
giudicare gli allenatori non tanto in partita, ma quando li vedi lavorare. A me è capitato di vedere lavorare Giovanni Stroppa da allenatore del Foggia, si fermava a Taverna di Montalto, al centro sportivo di Sergio Dacri, per fare le rifiniture, gli allenamenti, perché era di passaggio oppure giocava qui. E devo dire che Stroppa, vederlo lavorare è qualcosa di fantastico, di eccezionale. Adesso mi pare che sia nelle condizioni, direttore, di poter esprimere anche lui quelle che sono le sue qualità. No, sicuramente lei è un imprenditore di calcio, perché anche io ho notato nel mister una grande importanza nel modo che ha di lavorare, perché comunque è organizzatissimo, uno staff competente e soprattutto ha delle idee che nel calcio servono sempre, quindi diciamo che non tutti magari notano questo, perché comunque però penso che alla lunga sicuramente il suo gioco uscirà ancora di più ed è innegabile questo. Grazie. Ok, grazie direttore generale del Crotone Raffaele Vrena, in bocca al lupo naturalmente per la prossima in casa sabato contro la Virtus Entella. Grazie ancora per aver partecipato al replay su Teleeuropa, grazie ancora. Allora Walter, abbiamo sentito il direttore generale, però io andrei a vedere gli highlights di questo, il servizio Enzo Leonetti, prima di andare in pubblicità, se ce la facciamo, tra il Pescara ed il Crotone, va bene? Grazie. Né Simi né Maxi Lopez sul tabellino di Pescara-Crotone resterà impressa la doppietta di Ahmad Benali, centrocampista libico, tra l'altro un ex, al quale solo qualche giorno fa si imputava di non avere un buon rapporto con il gol. Le sue 2 reti e il tris di Crociata nel finale hanno schiantato la squadra di Zauri, che con Scognamiglio e Di Grazia in panchina e privo di Palmiero e Tuminello, infortunati, ha perso malamente la seconda gara consecutiva dopo quella di Cittadella. L'estremo difensore abruzzese Fiorillo capisce che non sarà una giornata facile già dalle prime battute, impegnato 2 volte per evitare l'immediato vantaggio dei calabresi, prima su Messias, ottima prestazione, poi su Crociata. Gli uomini di Zauri provano a reagire con una bella azione in verticale alla combinazione Machine-Maniero, Cordaz respinge Calano in sacca ma in netto fuorigioco. È il Crotone però a riprendere il pallino e si porta sull'1-0, Molina serve Simi in area, appoggio a Benali che si libera con una grande giocata e poca resistenza da parte della difesa abruzzese realizza la rete del vantaggio. Gli uomini di Stroppa costruiscono gioco e si trovano alla perfezione, tanto da sfiorare il raddoppio ancora con Benali. Sul finale del primo tempo si fa rivedere il Pescara con Machine, il migliore dei suoi, e con un destro a giro dalla distanza colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Zauri prova a cambiare, fuori Galano, dentro Di Grazia, i primi effetti sembrano positivi e subito arriva una buona occasione, lancio del solito Machine, Cordaz esce male, ma Cisco non riesce a inquadrare la porta. L'entusiasmo dura poco, Barberis batte un corner, ancora Benali, questa volta di testa, firma la doppietta contro la sua ex squadra. Stroppa toglie Simi e inserisce Maxi Lopez che si fa notare in diverse occasioni. Il Pescara prova gli ultimi assalti, disperati quanto inconcludenti, ma il finale è ancora del Crotone. Crociata in contropiede fa partire un tiro, Fiorillo respinge dal secondo tentativo, il centrocampista non sbaglia, finisce 0-3 e l'Adriatico fischia. Venire qua a Pescara a giocare così, imporsi in questa maniera, è motivo di orgoglio, di soddisfazione per i miei giocatori. Io sono soddisfatto di vedere la squadra che gioca così. L'anno scorso bene o male stava andando in questo senso, poi c'è stato un infortunio tecnico dove abbiamo concesso il gol al Pescara, però era più o meno sulla falsariga, poi è andata diversamente, ma qua non è Stroppa contro il Pescara, qua è il Crotone che si è imposto in questa maniera, quindi io sono contento per la mia squadra e per i miei giocatori. Ok, allora torniamo in studio. Sì, Stella? andiamo qualche secondo in pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte, allora ci sono delle domande di Stella per i nostri ospiti, poi andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B e andremo ad introdurre la Serie C. Mi raccomando i medici, salutiamo Franco Rosito, Pippo Gatto che ci ha mandato le immagini, dopo parleremo dei medici di Cosenza, allenati dal dottor Enrico Costabile, il cui capitano è il dottor l'oncologo Antonio Caputo, che salutiamo. Vai Stella. Allora Tilio, il Crotone ha fatto una bella impresa vincendo a Pescara per 3-0.
Cosa è cambiato nel gruppo rispetto alla passata stagione? No, lo ha detto la ricetta, l'ha tirata fuori sicuramente il direttore generale Raffaele Vrenna. Si è fatto tesoro degli errori del passato, si è ripartiti, consapevoli comunque di essere una delle società migliori, probabilmente frutto di un'esperienza ventennale all'interno, alla guida del Crotone, ma il Crotone, oltre ad aver assortito una rosa di grande qualità, l'intelaiatura offensiva è assolutamente tra le più forti del campionato, però io credo che sia importante come non mai per il Crotone sottolineare ancora una volta i meriti del reparto scouting, perché andare a pescare in terza serie un calciatore come Messias, che finalmente ha l'occasione per mettersi in mostra in un grande palcoscenico che probabilmente meritava già prima, non è da tutti. Messias lo scorso anno era un emerito sconosciuto, oggi attenzionato già da diversi club e al centro del progetto Crotone. Oltre ad aver dimostrato coraggio, il Crotone ha dimostrato sapientemente di poter fare mercato non solo con budget, ma di poter fare mercato anche con competenza, con sapienza e soprattutto con programmazione. Mi fai salutare un amico prima di fare la domanda a Walter, che ci segue sempre, il grande Emanuele Giacoia, voce storica di 90° minuto, grande ci segue prof. sempre, manda messaggi, e salutiamo Walter, tu ci hai lavorato insieme al quotidiano. Il grande prof, grande, immenso. Oggi lo Giacoia che ci segue. Oggi lo telefono. Allora, vai con l'altra domanda. Walter, scusami, il pareggio interno con il Livorno e quello esterno di Frosinone possono essere due segnali positivi secondo te per il futuro del Cosenza? Dal punto di vista della classifica e del morale, diciamo di sì, mi riallaccio a quello che ho detto prima, perché però la prestazione con il Livorno è da cancellare, con il Frosinone comunque buon primo tempo, come dicevo Braglia. Sai, io voglio dire giusto una cosa, che non è difficile arrivare al successo, ma la cosa difficile è mantenerlo. La gente, quando arriva al successo, non si deve illudere di aver raggiunto, perché poi la cosa più difficile è mantenerlo, per cui ogni tanto fare tesoro degli errori, come ha detto prima il direttore generale Raffaele Vrenna del Crotone, è fondamentale, perché se si capisse questo cambierebbero molte cose, a cominciare anche dal settore giovanile. E allora andiamo a vedere se siamo... Grazie a Walter per la risposta, Stella. Allora andiamo a vedere, Stella, il prossimo turno della Serie B. Vediamo, che ve l'ho già anticipato, che il Crotone giocherà sabato in casa alle 15 contro la Virtus Entella e il Cosenza invece, Stella, ospiterà il Venezia. Vai! Sì, allora vediamo il prossimo turno. Troviamo Ascoli Pescara, Cosenza Venezia, Cremonese Cittadella, Crotone Virtus Entella, Livorno Chievo, Perugia Pisa, Pordenone Empoli, Salernitana Frosinone, Spezia Benevento, Trapani, Juve Stabia. E allora, da dove vogliamo partire? No, io direi che il Crotone affronta una delle squadre più difficili da incontrare in questo momento, come la Virtus Entella, che ha dimostrato anche sul campo di Benevento di saper interpretare perfettamente le partite. La gara del Cosenza non ha bisogno di presentazioni, ci sono diverse gare ricche di spunti, a partire da Salernitana Frosinone, da monitorare la situazione di Alessandro Nesta fino in fondo. Anche Italiano si gioca alla panchina contro lo Spezia, a meno che non dovesse arrivare nelle prossime ore l'esonero contro un Benevento che è necessario. Ma si parla di queste zone di Italiano perché lui era a Trapani, poi ha preso 4-2 in casa, guarda caso, contro il suo Trapani. È altamente insoddisfatta. Se ne dicono tante, Walter? Ne ha perse 4, non è quella col Trapani che fa la Ma differenza. 4-2 in casa è una squadra come lo Spezia, insomma, la società è altamente insoddisfatta e le riflessioni vanno avanti ormai da circa 48 ore, ma la decisione non è ancora arrivata, quindi suppongo a questo punto che si andrà avanti almeno fino a Cosenza Venezia e poi passiamo a Walter la parola e ad Aldo. No, Cosenza Venezia ne abbiamo parlato ampiamente, una partita di vitale importanza per il Cosenza. Il Cosenza ha necessario bisogno di far punti, ribadisco il concetto dal mio punto di vista, senza per forza convincere. Ha bisogno di vincere per lanciare non solo un segnale al campionato, ma per ottenere finalmente la prima vittoria ed arrivare poi alla sosta cercando di costruire su una base più solida rispetto a quella che ha in questo momento. Sentiamo Walter Leone. Allora, su Cosenza Venezia non sottolineo le difficoltà della partita, perché anche qui i numeri parlano chiaro. Su 8 punti conquistati dal Venezia, 7 li ha presi in trasferta, per cui sarà una partita difficilissima, ma il Cosenza ha
in mano la carta giusta da giocarsi, il suo top player, che sono i tifosi, perché la bolgia del Marulla potrà fare la differenza, perché ripeto, questa è una partita dove non contano né moduli né uomini, è una partita da vincere per affrontare al meglio poi la fase che ci porterà fino a inverno inoltrato del campionato. A proposito di prossimo turno, io sono curioso di vedere cosa succederà stasera su Cremonese Ascoli, perché questa è veramente una gran bella partita, perché il Cremonese è una corazzata, Rastelli ha in mano uno squadrone, Paolo Zanetti sta facendo bene ad Ascoli, poi rimanere nelle parti alte della classifica piace sempre, è chiaro che l'Ascoli farà di tutto per cercare di... e in funzione di questo poi si potrà vedere anche quello che accadrà nel turno successivo. Aldo, allora chiama a raccolta tu il popolo rossoblu, come sai fare, perché come diceva Walter prima è ancora Attilio Malena precedentemente, è una partita al di là dei sistemi di gioco, dei moduli, da vincere assolutamente. Il Cosenza deve incamerare questi 3 punti, ha bisogno del sostegno dei suoi e della passione dei suoi tifosi, che non è mai mancato per la verità. Assolutamente. E quindi voglio dire, insomma, sarà una bella partita che, come sosteneva Walter, il Venezia ha incamerato 7 punti in trasferta, magari in casa stenta come ha stentato col Pisa 1-1. Ha raccolto il pubblico, secondo me, per quanto ci riguarda e per quello che facciamo in questa trasmissione, nell'ammiraglia la definisco, è doveroso. Il pubblico non deve assolutamente far mancare la sua forza, perché il 12° il Marulla deve essere un catino pieno per vincere questa partita, che, come diceva Walter, ricordando bene le statistiche, il Venezia vince fuori casa 2 partite e ne pareggia 1. Per quanto riguarda la partita del Cosenza, è una partita cruciale, ma sarà cruciale per Capies, perché se tu vinci questa partita e te ne vai a 6 punti, hai una pausa di 12-13 giorni, che è quella che ti consente di recuperare veramente alcuni giocatori nella condizione, e dopo quella pausa vedrai veramente se il Cosenza è in condizione di far sognare o meno i tifosi, perché se Franco dopo la pausa il Cosenza dovesse avere un ritmo come lo ha avuto fino adesso, io mi preoccuperei. Però questo secondo me non succede, perché Braglia saprà, il timoniere, che lo definisco io, il grande Braglia, colui il quale non può essere messo assolutamente in discussione, perché con Braglia il Cosenza deve prima salvarsi e poi pensare possibilmente ad altro. Sicuramente con Braglia sarà il Cosenza che noi vogliamo. Dopo la pausa io personalmente sono fiducioso che il Cosenza farà vedere il meglio di se stesso, ed è questa la via. Grazie Aldo, Grazie, il tempo Aldo. stringe, dobbiamo andare a vedere i risultati della Serie C e poi il servizio che ci ha confezionato Gianluca Pasqua. Se Enzo Leonetti è pronto dalla regia, se no puoi andare a leggere, Carastella, i risultati di questa 7ª giornata di andata della Serie C. Puoi andare. Casertana Catanzaro 2-1, Cavese Avellino 2-0, Monopoli Teramo 2-0, Picerno Bari 0-1, Regina Catania 1-0, Rende Potenza 0-1, Rieti Paganese 1-2, Sicula Leonze Batte Bisceglie 2-1, Virtus Francavilla Ternana 1-2, Viterbese Vibonese 2-2. E andiamo a vedere la classifica generale, vediamo quello che dice la classifica della Serie C, girone C. Abbiamo praticamente allora, al comando abbiamo la Ternana con 16 punti, a seguire Regina 15, Potenza 14, Catanzaro Monopoli 13, Casertana Catania 12, Paganese Viterbese Bari con 11 punti, a seguire Virtus Francavilla Avellino 9 punti, Vibonese Picerno Bisceglie Cavese 8 punti, Teramo Sicula Leonzia 5 punti, chiudono la classifica Rieti e Rende, ahimè, con 1 punto. Walter, vedere il Rende lì in fondo alla classifica, Ieri c'era Andrea Tricarico in panchina, si aspettano da un momento all'altro notizie, ma ancora non è arrivato nulla per quanto riguarda il cambio dell'allenatore. Ci darà qualcosa forse il nostro amico specializzato in calciomercato Attilio Malena sul Rende, sì. Dionigi sì, Dionigi no, poi si era parlato di Nevi Orlandi, poi si era parlato di Caneo, poi si era parlato di Rigoli, insomma tanti nomi che sono usciti fuori, però alla fine ancora la fumata anche Maurizi mi risulta. Maurizi pure, Maurizi, bravo, la fumata bianca non c'è ancora stata. Il giro di valutazioni sta continuando, è continuato nel weekend, non è escluso che poi la decisione possa essere presa in serata e la svolta può essere imminente. Da quanto ci risulta, l'accordo con Dionigi era stato trovato prima del weekend, successivamente sono stati riscontrati dei problemi legati anche alla composizione dello staff che l'ex tecnico del Catanzaro avrebbe dovuto portare poi
in quel di Rende, ma è un'ipotesi ancora aperta quella di Dionigi sulla panchina del Rende, non tramontata definitivamente, ma le consultazioni, ripeto, vanno avanti, anche perché diventa una scelta cruciale affidare ad un timoniere esperto un Rende che in questo momento sicuramente fatica e ha bisogno probabilmente anche di un leader in panchina, di una certa fame che possa essere trasmessa ai calciatori per dare quel qualcosa in più che purtroppo al momento non si è visto. Allora andiamo a seguire gli highlights delle formazioni di Serie C. Come dicevamo all'inizio, il Catanzaro ha perso il Rende 2-2 della Vibonese in trasferta, mentre la regina di Mimmo Toscano è un rullo compressore, ha battuto anche il Catania per 1-0 e un altro gol annullato sempre a Corazza, che ai più è parso un gol regolarissimo. Andiamo a vedere gli highlights, grazie Enzo. Al Granilo non sbaglia un colpo, la regina vince anche con il Catania e continua a tallonare la Ternana e il solito Corazza a spianare la strada verso il successo con un gol immediato favorito dall'assist di Garufo, Amaranto in vantaggio dopo soli 120 secondi davanti a 12.000 spettatori che spingono la squadra di Toscano al quarto successo casalingo consecutivo. Catania fatica a entrare in gioco e i padroni di casa sfiorano il raddoppio, anzi lo realizzano perché il gol annullato a Corazza è decisamente regolare, salvo che per il direttore di gara che inspiegabilmente non convalida. I siciliani tirano un sospiro di sollievo, ma quando creano l'occasione per mettere in difficoltà Guarna, la falliscono sia con Mazzarani che nella ripresa con Curiale, lento e macchinoso nello stop. Finale concitato ma senza novità eclatanti, la regina può proiettarsi verso la trasferta di Pagani. Va male al Catanzaro la trasferta a Caserta, i giallorossi, come a Viterbo, rimediano una sconfitta che matura nel primo tempo, la difesa di Auteri fatica a tenere a bada Castaldo che prima fa le prove generali e poi segna un gol da attaccante di razza. La reazione degli ospiti produce qualche occasione con Canutè e Bianchimano, ma i campani raddoppiano sul fine del primo tempo con Starita, bravo ad approfittare di uno spiovente in area per siglare il 2-0. Nella ripresa i giallorossi riducono le distanze con Casoli che sfrutta un traversone di Maita, ma non riescono a raggiungere il pari. 4 reti tra Viterbese e Vibonese, apre i giochi Volpe che di testa supera Greco al 22esimo, il pareggio nella ripresa con Bubas che trasforma nel dischetto il rigore concesso per il contatto tra Marchic e Redolfi, sfortunato Allegretti che al termine di una bella serpentina coglie la base del palo, va meglio a Bernardotto che appena entrato sfrutta al meglio la freschezza per siglare il raddoppio con un bel gioco di prestigio nell'area piccola. Il successo esterno per la formazione di Modica sfuma al 41esimo con la rete di Molinaro che ribadisce in rete la respinta di Greco sul tiro di Sviderkowski. Il classico gol dell'ex, nella fattispecie di Orlando Viteritti, condanna il Rende alla sesta sconfitta consecutiva. La sponda di Vuletic serve al giovane Acrese la palla del vantaggio che sarà anche quella del match. I biancorossi, guidati da Tricarico, non riescono a rimediare nonostante i cambi e qualche spunto degno di nota registrato nella ripresa di una gara comunque non avvincente. E allora il Rende ha perso per un gol dell'ex Viteritti, mentre peccato per la Vibonese perché stava vincendo 2-1 Carovaldo e poi nei minuti di recupero è stata praticamente acciuffata dalla Viterbese Castrense. Walter, parliamo della regina, partiamo dalla regina di Mimmo Toscano. Ma guarda, è stato fatto il giusto lavoro per arrivare a quei risultati. Grande entusiasmo. Allora io vorrei dare le cifre. 5.000 abbonati, aspetta, che do le cifre un attimo, se mi inquadrate. 5.000 abbonati, 135.000 euro di incasso per 12.000 spettatori. In Serie C questo è al primo posto in assoluto. Alcuni numeri probabilmente non si registrano nemmeno in Serie A. In Serie A, bravo. Difatti. Non lo so. Questa è la logica conseguenza dell'ottimo lavoro fatto dalla club, dalla società. Tra l'altro ho rivisto, era da tempo che non vedevo le immagini del Granillo, finalmente un terreno di gioco, perché la situazione è quella, chi gestisce, chi gioca deve investire dei soldi per riportare e tenere nella giusta considerazione, nel giusto modo lo stadio. La squadra è forte. L'allenatore toscano, come abbiamo avuto modo di dire più volte, è in una situazione non facile perché da reggino allenare la squadra della sua città non è semplice. È un carico di responsabilità. Un grande carico di responsabilità, però sta mantenendo la situazione. Io già ho letto le dichiarazioni perché qualcuno gli ha detto vabbè Paganese si vince poi col Catanzaro, cosa invece ci ha pensato Paganese subito. è dura con Erra, Erra che sta dimostrando che se gli danno una squadra in avvio riesce a fare un buon lavoro, per cui
Ci sono le condizioni per dare fastidio alle squadre costruite, così come la Regina, per giocarsi la vittoria del campionato. Io credo che quest'anno sarà un girone meridionale in alto, molto molto equilibrato, e si deciderà veramente all'ultimo, perché la Ternana è forte, perché la Regina ha dimostrato di essere forte. Il Catania, anche se ha una buona squadra, però c'è una situazione troppo confusionaria. Il Catanzaro comunque ha una buona squadra. Il Bari ha preso Vivarini, il Bari adesso ha raddrizzato il e attenzione alla Casertana, perché la Casertana è veramente una buona squadra. Poi come organico in assoluto ci sarebbe anche il Teramo, però questa falsa partenza lo sta tenendo può costare cara, può costare cara. Però la Regina credo che ci stia creando anche i giusti presupposti, grazie ai risultati, per poter rimanere lassù fino alla fine. Sentiamo Attilio Malena sulle calabrese e poi sul campionato in generale di Serie C. Una Regina a braccetto con la Ternana, ma è un campionato che si vince sulla linea della continuità. E la Regina che con una vittoria contro il Catania ha dato un segnale forte al campionato. La Regina ha i mezzi per poter arrivare fino in fondo, e questa vittoria arrivava alla fine di un trittico niente male. In casa la Vibonese, il pareggio strappato a Terni, avendo un ruolo da protagonista e imponendo il proprio calcio anche a Bari, culminata con la vittoria contro il Catania. Il Catania ha cercato di fare la voce grossa, ma ad un certo punto la gestione della Regina è stata impeccabile. E poi, in assenza, in mancanza al momento del miglior Tanque Dennis, c'è un certo Simone Corazza che non solo non lo sta facendo rimpiangere, ma fa un lavoro in fase di raccordo realmente importante e funzionale per gli uomini di Mimmo Toscano. Sembra realmente essere una macchina perfetta oggi la Regina. E allora, Aldo Cennemo, cosa mi dici delle squadre calabresi? Del Rende ha già detto tutto Attilio Malena, aspettiamo il nome dell'allenatore, un peccato. Ti dico che sulla Regina penso che hanno detto bene. Secondo me quest'anno vedere 12.000 persone, ma io penso che la Regina con questo ruolo di marcia arriverà a 17-18.000 spettatori, e questo significa che il presidente Gallo, che è un imprenditore, ha rischiato, ha investito, ha messo in campo un allenatore vincente. Mimmo Toscano per noi è una bandiera anche del Cosenza, no? Mi pare che è uno che a Cosenza è stimatissimo, è apprezzatissimo, e a Reggio ha trovato l'elemento giusto. Il presidente gli ha messo a disposizione una squadra quadrata in tutti i reparti, e la Regina sta facendo quello che sta facendo, portando al campo. La Regina aveva 500 spettatori, Franco, oggi siamo a 12.000, quando ci sarà Regina Catanzaro arriveremo sicuramente a 20.000, per cui il Catanzaro incappato in 2 sconfitte, però siamo lì, Franco, come diceva Walter, è un campionato difficile, un campionato dove si giocherà l'ultima partita, Ternana, Regina, Catanzaro, forse il Catania, poi la Ternana, questi se lo giocheranno. Però io personalmente, se dovessi sbilanciarmi, io dico che la Regina rispetto a queste qui è avvantaggiata. La Regina dice avvantaggiata, e Walter lo ha detto prima. Allora Stella, andiamo a vedere il prossimo turno. Sì, andiamo a richiedere la regia al prossimo turno di Serie C, vediamo se riescono, altrimenti li leggo dalla Eccole qua. Ok, allora vediamo Avellino Rende, sì. Ecco qui, Bari Cavese, Potenza Viterbese, Ternana Catania, Bisceglie Picerno, Catanzaro Virtus Francavilla, Paganese Regina, Sicula Leonzia Monopoli, Vibonese Casertana. E allora abbiamo visto, già ce li ha lette, l'Avellino giocherà in casa con il Rende. Enzo, mi lasci per cortesia la videata, eccola qua, perché andiamo a vedere praticamente le calabresi. Catanzaro Virtus Francavilla, Walter, un bel match contro Auteri, contro Trocini, contro Perez, che sta segnando sistematicamente ogni settimana. Ho visto che nella classifica marcatori della Serie C ci sono i 3 gol di Perez, sì, i 3 gol di Piazza, 4 gol, insomma 10 gol, anche Partipilo, che è un altro che Partipilo, ex calciatore del Cosenza. In 3 hanno segnato. E allora vediamo la videata, dicevamo di Avellino, eccola qua, Avellino Rende, vediamo il Rende se in settimana poi avrà il nuovo allenatore. Poi Catanzaro Virtus Francavilla, abbiamo detto una gran bella partita, Vibonese Casertana, anche questa è una partita importante, caro Attilio. E poi la Regina che andrà a fare visita alla Paganese, allenata da Alessandro Erra. Il rischio di sottovalutare l'avversario in casa Regina credo non si possa porre. Assolutamente. Con Mimmo Toscano in panchina. Possiamo tornare in studio. E le parole sono chiare e danno un monito a tutta la squadra, alta concentrazione. Il Catanzaro si gioca molto tra le mura amiche,
ha dimostrato di avere un passo diverso rispetto ai problemi evidenti, i blackout che ci sono in trasferta, e c'è curiosità anche come la Vibonese si possa ripresentare davanti al pubblico amico dopo il pareggio per 2-2 sotto gli occhi anche di Zdenek Zeman. Allora, abbiamo i medici in chiusura, Sì, vediamo un attimino la squadra dei medici. Calciatori del Cosenza. Vediamo se abbiamo qualche immagine, se c'è, ecco qua. Nella finale della 16ª medici di Cosenza. Giocata sul campo Nuova Aurora di Poggiomarino in Campania. Gli uomini del dottor Antonio Caputo, allenati da Enrico Costabile, campioni d'Italia in carica, sono stati sconfitti da Trinacria e Palermo per 2-1. Silani avanti al nono con il solito Fabio Pescetelli, autore di 4 reti nella Final Six. Il Cosenza ha recriminato per alcuni episodi dubbi avvenuti in area palermitana, un po' di nervosismo nel finale, e a farne le spese sono stati Di Pasqua e un difensore avversario. Cosenza e Trinacria a dicembre si contenderanno la Supercoppa. Vogliamo mandare un saluto ai nostri amici, al dottore Costabile, al dottore Caputo, e sperando per dicembre in un risultato positivo, grazie a Franco Rosito che ci ha fatto pervenire attraverso Pippo Gatto le immagini e questo comunicato stampa. Mi pare che abbiamo detto tutto, Walter. Invitiamo i tifosi del Cosenza e quelli del Crotone ad andare a assistere a 2 partite veramente importanti. Sabato prossimo alle 15 ci sarà allo stadio San Vito Marulla, lo ripetiamo ancora una volta, Cosenza-Venezia, e poi a Lezio Scira invece il Crotone ospiterà la Virtus Entel. Siamo ai saluti finali, Stella? Sì, o no? Quando salutiamo però ci dispiace sempre un po'. È vero, ma noi ci vediamo lunedì prossimo, quindi insomma. Sì, ci rivediamo allora sempre con la trasmissione Replay lunedì 7 ottobre alle ore 15 in diretta. Ringraziamo i nostri ospiti e il coordinatore della trasmissione Franco Segreto. Grazie a Walter Leone della Gazzetta dello Sport. Grazie a voi. Grazie ad Attilio Malena, ci rivedremo presto Attilio, con qualche novità di rilievo, e grazie al nostro compagno di viaggio d'avventura Aldo Cennamo. A tutti, grazie da parte di Franco Segreto è tutto, arrivederci alla prossima. Grazie.